C'entro anch'io, c'entro anch'io. Ecco una nuova puntata di Centro Anch'io, bentrovati a tutti gli amici del gruppo Escursionisti Brescia. Oggi ci accompagnano, ci raccontano una bella passeggiata al Cornone di Blumone. Lasciata l'auto appena oltre la Malga Cadino sulla piana del Gaver, si sale lungo i prati in direzione della Corna Bianca su percorso pianeggiante. Si prosegue per sentiero ben segnato lungo un costone fino ad arrivare nei pressi del lago della Vacca. Percorrendo il sentiero si giunge in breve al rifugio Titasecchi. Dal rientro del rifugio si prosegue risalendo, si giunge al passo di Blumone a quota 2633. Si ridiscende da versante opposto. Il dislivello fino al rifugio è di 867 metri e dal rifugio si raggiunge il passo in circa un'ora con 366 metri di dislivello. Il percorso fino a valle è di 7 ore. Sentite il modo di dire in dialetto di oggi che è davvero molto simpatico, però ha pure un bel insegnamento alle spalle. Val più du dic de co che du meter de filù. È vero o no? Vediamo come se la sono cavata gli amici di Rimini. In compagnia di Emanuele al Grand Hotel, immortalato da Federico Fellini in tanti suoi film qui a Rimini. Tu alloggi qui al Grand Hotel, Emanuele? No, magari sarebbe un lusso di per ridere stare qui, Comunque, può darsi, se si fa una vincita ci si possa venire, Beh, ti lascio pure il mio numero, se poi dovessi vincere ci si risente. D'accordo, Carlo, d'accordo. Allora, Emanuele, proviamo a leggere questo proverbio. Modo di dire, insomma. Vai, val più. Val più de dic de co che du meter de filù. Non è facile. Emanuele, guarda che hai l'attenuanti perché è proprio difficile. Cosa hai capito? Italiano. Dialetto bresciano. Hai capito qualcosa dalla Toscana? Che tu tra l'altro non sei neppure riminese. No, sono di Firenze, per cui siamo tutto dall'altra parte, insomma, sì. Allora, val più. Valgono di più. Valgono di più 10. No, 2 dita. Ah, 2 dita di di testa? Di testa. Valgono più 2 dita di testa che 2 metri di il filo l'ho scoperto pure io nel fasto coso, tipo di spina dorsale, capisci? Che, cioè, come a dire, che quando tu devi metterti lì a fare un lavoro, anche abbastanza di precisione, o capire come realizzarlo, alle volte ti aiuta di più una persona con la testa piuttosto di uno con la spina, insomma, con la forza bruta, col fisico. Cioè, okay, tipo me, insomma. Ma tu c'hai pure la testa, però. Speriamo. Forse con l'età, con l'età. La cavi tu con i lavoretti in casa, col fai da te? Sì, abbastanza. Sì, allora, hai sia il che i 2 meter de filù. Meno male, sono stato fortunato. Massimo e Luca, attenzione, non distrarti, caro Massimo, che c'è l'interrogazione. Allora, val più du dic de co che du meter de filù. Non è facile. No, però se ci penso un attimino. Sei un lavoratore? Sì. Uno che se la cava anche nel fai da te, nei lavori. Sì, anche più. quello. Va più. Arriva il suggerimento del collega. Vale più tanto. Vale di più. Valgono di più. Valgono di più. Due dita della testa. di te Bravo. che 2 metri di filo. No, Lui è la spina dorsale. Per fare alcuni lavori, insomma, alle volte bisogna magari più prezioso l'aiuto della persona Io lo dico sempre a lui. Lui ha la testa o ha la forza? È da cercare sia una che l'altra, però magari se scavi magari trovi. Sì, qua c'è da scavare, c'è sabbia ovunque. Va bene, quindi valgono di più 2 dita di testa, c'è una persona intelligente che ti dà l'aiuto per svolgere quel determinato lavoro nel momento giusto, che 2 metri di spina dorsale, che è più forte. Che comunque lui è sempre presente, anche se comunque qualche... Dai che c'è l'aumento di stipendio. Vi salutiamo dalla spiaggia di Rimini, ciao!